Amici all'ascolto, un cordiale buonasera da Roy Lepore dalla Pala Marsacchi di Viareggio, dove sono già scese in pista le squadre del Centro Giovani Calciatori e del Forte dei Marmi per quello che sta per iniziare derby della Versilia di ritorno all'andata alla Pala Forte. Il risultato è stato di 1-1, quindi una partita sicuramente sentita da entrambe le squadre. Il Forte dei Marmi ha bisogno di punti per cercare la tranquillità nella sua classifica, il Centro Giovani Calciatori per incrementarla ancora, mantenersi proprio in una posizione di vertice per un campionato sicuramente all'altezza della situazione. Nella tribunetta lato mare sono 100 i tifosi del Viareggio del Forte dei Marmi che hanno acquistato chiaramente il biglietto in prevendita qua presenti per sostenere la loro formazione. Li vediamo inquadrati in questo momento dal nostro operatore, sono al buio, li vediamo un po' offuscati nelle nostre immagini. Intanto vi leggo quelle che sono le formazioni delle squadre: il tifo bianconero con tutte le bandiere, si vedono anche bandiere di carnevale. Domani sui viali a mare prende il via la prima delle 6 sfilate del Carnevale 2006 di Viareggio. E a tal proposito proprio Daniele Maffei, mio compagno di viaggio, è impegnato perché la voce ufficiale del Carnevale era al Teatro Eden, dove c'era un concerto di apertura della competizione, della manifestazione viareggina di Rita Pavone, quindi lui era lì proprio per presentare il concerto. Stasera c'è il rione Vecchia Viareggio, rione storico, e quindi ormai siamo entrati nel vivo del Carnevale, ma qua all'appuntamento di questo derby nessuno ha voluto mancare degli appassionati di hockey su pista. Vi leggo quelle che sono le formazioni delle squadre, che sono poi quelle annunciate. Il Forte dei Marmi schiera in porta Riccardo Ognata, miglior portiere italiano, poi Thomas Lopez con il numero 4, Sebastian Dualde con il 5, Alessandro Checchetto con il numero 9, Piercarlo Cacciaguerra con il 17, Liam Bozzetto con il numero 18, Alex Raffaelli ex di turno con il numero 37, il numero 78 è Tommaso Giovannelli, l'87 David Ballestero, con il 44 Raffaello Ciupi, l'allenatore Roberto Crudeli. Il Centro Giovani Calciatori vede il rientro in porta dopo le 3 giornate di squalifica del portiere Pablo Gomez con la maglia numero 17. Poi c'è Luca Lombardi con il numero 1, Federico Ambrosio con il 5, Liam Rosi con il 7, Samuele Muglia con il 9, Romeo Danna il capitano con l'11, Elia Cinquini con il 26, Francesco Poletti con il 12, Eric Torner con il 99, Filippo Poletti con il 40, l'allenatore Mirko De Gerone. Gli arbitri sono Filippo Fronte di Novara e Simone Brambilla di Agrate, arbitro ausiliare Alessandro Capparelli di Viareggio. Ci sono ex nelle file del Centro Giovani Calciatori, in pista Lombardi, Ambrosio, Cinquini e Torner. In panchina l'allenatore Mirko De Gerone e il preparatore atletico Ennio Belli. Quindi una partita molto sentita sulle due sponde. Sono sempre stati dei derby molto interessanti, affascinanti anche in chiave scudetto. Il Centro Giovani Calciatori si è classificato per la semifinale di Coppa Italia e affronterà il Bassano, mentre il Forte dei Marmi invece non è riuscito a centrare questo obiettivo di cui ha sempre fatto parte nelle stagioni passate. Intanto entrano i 3 arbitri che ho menzionato prima, i 2 in pista, Fronte e Brambilla, Capparelli, arbitro ausiliare. Aspettiamo poi la lettura ufficiale delle formazioni attraverso lo speaker Massimo Barozzi e poi attendiamo il via, l'inizio di questa partita. Intanto c'è la scelta del capo da parte dei 2 capitani.
e vediamo che Gnata ha la maglia gialla come i direttori di gara, quindi bisogna fare attenzione anche a non confonderli, anche se chiaramente gli arbitri sono a distanza. Gnata ha preferito rimanere a Forte dei Marmi con una formazione che si è ridimensionata rispetto alle precedenti annate, ha fatto una scelta di vita visto che vive ormai a Forte dei Marmi e quindi è un valore aggiunto per la squadra e per la società. Invece hanno fatto una scelta diversa Ambrosio e Torner, che erano a Forte dei Marmi fino all'anno scorso, sono approdati a Viareggio e sicuramente la loro presenza ha portato qualità ed ha elevato anche il tasso tecnico della squadra di Mirko De Gerone. Non a caso, come detto, la classifica ride a favore della formazione bianconera, che ha ottenuto dei risultati importanti nell'arco di questa stagione sempre in corso, quindi ci sono obiettivi a cui va incontro il centro giovani calciatori. Il Forte dei Marmi vuole chiaramente trovare quanto prima una posizione di tranquillità in campionato, e quindi è una squadra che ha regalato tutto sommato anche delle emozioni e delle soddisfazioni ai propri tifosi, che ora chiaramente devono accettare una realtà diversa, ma è una realtà che chiaramente è stata una scelta obbligata, importante da parte del Forte dei Marmi, del presidente Piero Tosi, del direttore generale Walter Luisi e gli altri dirigenti di questa squadra, che ha regalato trofei nell'arco di questi anni ai propri sostenitori. Vediamo che il Forte dei Marmi si è racchiuso tutto insieme al gruppo di fronte all'allenatore Roberto Crudeli, un combattente che è riuscito a dare una sua impronta a questa squadra, come quando calcava le piste, sempre stato un giocatore bravo, e ora si è rivelato anche un allenatore che sa il fatto suo. Tanto, come detto, Pablo Gomez ritorna in porta, ma nelle 3 settimane in cui non c'è stato, Filippo Poletti ha dimostrato di essere un portiere di totale affidabilità per la squadra del CGC, un giovane appena 18enne che è il futuro per il centro giovani calciatori. Sono presenti anche tifosi già mascherati di carnevale, proprio per andare dopo, come detto, al rione della vecchia Viareggio. Tutto è pronto per l'inizio di questo derby. Sulla pallina il Forte dei Marmi con il numero 5 Sebastian Dualde, che ha toccato la pallina indietro. Subito in avanti il Forte dei Marmi, Ambrosio è riuscito subito a scaldare i guantoni del suo amico Riccardo Gnata, che gli ha respinto con sicurezza la conclusione. Manovra Eric Torner, di fronte a lui c'era un giocatore fortemarmino, numero 87, Ballestero, giocatore importante dell'economia del gioco della squadra fortemarmina. Enrico Torner, eccolo,
apertura larga per Ambrosio, ancora Elia Cinquini, Torner al tiro però al lato, in pista anche Lopez per il Forte dei Marmi, viene messo subito a balaustra da Torner, ha controllato bene, poi l'altro giocatore Bozzetto per il Forte, il CGC con Cinquini, Torner, Danna e Ambrosio, e ovviamente in porta, come detto, Pablo Gomez in questi quintetti iniziali della partita. Torner che aggira la porta di Gnata e lì dietro prova a uscire, non colpisce bene Ambrosio, ci prova Cinquini ma ancora una volta Gnata respinge, anche se non aveva la visuale totale, è stato bravo. Ora avanza il Forte con Bozzetto, ci ha provato, poi ritorna indietro nel passaggio a Lopez. Bozzetto, attenzione, recupera bene Ambrosio sull'attacco di Ballestero, avanza il giocatore bianconero, apertura per Torner che potrebbe andare al tiro, viene ribattuto Cinquini, prova Elia Cinquini, una conclusione che lambisce il palo basso alla destra della porta, difesa da Riccardo Gnata. Ancora Forte che manovra con Bozzetto, Ballestero, bel fisico, questo del numero 87 della squadra Forte Marmina, una conclusione forte da lontano, deviata da Gomez. Ora Ambrosio interrompe Fronte la puntata offensiva del giocatore viareggino, tanto continua ad arrivare pubblico qua al Pala Barzanchi, gremito, trovate il derby è molto sentito qua in Versilia, ci sono spinte tra Ballestero e Danna, l'arbitro Fronte comanda la punizione a favore del CGC, richiamando Danna e Ballestero di stare calmi, di non spingersi e di non andare in contatto come stavano facendo in modo anche piuttosto energico. Da Torner ad Ambrosio, Cinquini, ancora Torner, profondità per Danna, De Gerone che conosce alla perfezione l'ambiente Forte Marmino per esserci arrivato prima come direttore sportivo, poi sostituendo in panchina Bertolucci. Attenzione quando è andato via, e poi è arrivato qua a Viareggio portando la sua esperienza, professionalità e bravura. Il tiro di Ambrosio ribattuto da Gnata, 0-0 il punteggio a 20 minuti dalla conclusione del primo tempo, 5 minuti se ne sono andati quindi dall'inizio della gara. Sentite il pubblico viareggino con i tamburi che scandisce il ritmo, va giù il giocatore Bozzetto, ma per l'arbitro Fronte è tutto regolare, quindi ha fatto proseguire l'azione con Cinquini che avanza, però non ha trovato lo spazio per tirare. Danna, Torner, ancora Cinquini che riceve in profondità per Ambrosio, due uomini di fronte a lui, Cinquini che disturbato mantiene il possesso di pallina. Torner nell'angolino a cercare un
compagno, vedete Torner si deve portare largo, poi manda in avanti una pallina che non riesce a deviare Ambrosio, che fa comunque cenno di ok al compagno, perché l'idea non era male. Ballesteros, attenzione perché lui tira da fuori. Roberto Crudeli allarga le braccia invitando i suoi a fare quello che probabilmente hanno provato. Bozzetto perde la pallina per il pressing di Romeo Danna. Torner per Ambrosio che va sicuro alla conclusione, però sbagliando la mira. Però era stato un bello intuito da parte di Torner per il compagno. E ora ci prova lui, Torner, ma sbaglia. Ambrosio in contrasto con Ballesteros, ha avuto la meglio il Forte dei Marmi, con Bozzetto ripiega proprio Ambrosio, bello il suo intervento difensivo e ora parte in attacco Federico. Ambrosio tira, Gnata respinge, non c'è nessuno dei suoi ad approfittare della corta respinta e quindi ancora il Viareggio che con Ambrosio ha apertura per Torner, era scivolato a terra Danna, era stato Dualde che lo aveva disturbato nella circostanza. Ora manovra ancora Torner, aggira la porta di Gnata e poi dà ad Ambrosio, bella la conclusione al volo dell'ex Forte Marmino che trova attento Gnata. Pronto un cambio nelle file del Viareggio, dovrebbe essere Luca Lombardi. Bozzetto per Dualde, ancora lui si gira, attenzione perché per poco non colpiva l'arbitro fronte con una deviazione improvvisa. Intercetta bene Ambrosio, sbaglia poi il passaggio per Torner e ne approfitta il Forte dei Marmi. Lopez, attenzione perché avanza Bozzetto, però Ambrosio ha la meglio per un attimo, ma i Fortemarmini recuperano la pallina con Lopez, la cui conclusione viene stoppata da Elia Cinquini. Esce Ambrosio ed entra Lombardi. Avanza Torner al tiro, la respinta di Gnata che chiaramente fa la differenza. Il tiro a botta sicura da parte di Dualde e la risposta di Pablo Gomez al 16:21. Una conclusione pericolosa da parte del Forte dei Marmi con Dualde, con la respinta di Gomez. Ora si gira Cinquini, è andato fuori di poco anche questo tiro da parte del giocatore bianconero. Tanto siamo a 15 minuti dalla conclusione del primo tempo. C'è Crudeli che invita il suo giocatore Bozzetto a rimanere forse davanti a Gomez per disturbarlo e c'è il time out chiesto dal dal 100 giovani calciatori e quindi ne approfittano i giocatori per ricevere istruzioni, anche quelli del Forte dei Marmi con Roberto Crudeli che aveva avuto qualcosa da ridire su Lopez perché forse lo voleva più in profondità, più in attacco, anche se il giocatore era leggermente defilato. Un Forte dei Marmi che sta controllando la situazione
il 100 giovani calciatori che prova a tirare, ma non per il momento è riuscita a sbloccare il risultato con un Riccardo Gnata sempre molto attento. È entrato in pista anche Samuele Muglia, Rosi anche, quindi mister Mirko De Gerone ruota i suoi giocatori, chiaramente la panchina lo permette al 100 giovani calciatori. Lombardi con Torner, Muglia, ancora Torner, tanto il tifo bianconero che si fa sentire ancora. A proposito di questo, la Brigata Muraglione, che sono un club nuovo che è stato costituito, ha fatto una donazione all'associazione Il Germoglio Onlus, che si occupa a Viareggio delle famiglie in difficoltà, 500 euro, provento di alcune iniziative che sono state organizzate dal club, e quindi chiaramente anche questo è un aspetto importante, sportivo e sociale da parte della tifoseria viareggina. C'è questo tiro che è andato, il tiro che ha visto la deviazione del portiere Pablo Gomez, una conclusione da lontano che ha trovato il portiere argentino attento nella deviazione della pallina. Dalla parte opposta è Riccardo Gnata che risponde positivamente. Siamo a 14 minuti e 10 secondi dalla conclusione di questo primo tempo, ancora fermo sullo 0-0. Una partita fino a questo momento anche corretta, un solo fallo di squadra ed è per il Forte dei Marmi. C'è anche Alex Raffaelli nelle file del Forte, ex di turno, giocatore che comunque vedete esperto nelle conclusioni da fuori. Lombardi ha fintato il tiro, ha dato a Muglia, poi a Liam Rosi che è dietro la porta di Gnata, controllato anche da Bozzetto. Torner, c'è poi Lombardi che si porta tu per tu di Gnata che gli chiude lo specchio della porta. Attenzione, grande Pablo Gomez, ma altrettanto bravo Liam Bozzetto con questa conclusione al volo. Forte dei Marmi ancora lì che entra nell'area del Viareggio, c'è la risposta alla conclusione di Dualde del portiere Pablo Gomez che chiama i suoi ad una maggiore attenzione, e c'è la pallina che manca nella deviazione vincente di Liam Rosi. Ora la partita si è accesa, infiammata a 12 minuti e 42 secondi dalla conclusione del primo tempo, ancora 0-0, ma due emozioni da una parte e dall'altra. Rossoblu in possesso di pallina, non aggancia Raffaelli, va a tu per tu con Rosi, alla meglio il Viareggio, esce con Muglia. Torner, Muglia disturbato ma riesce in qualche modo a dare al compagno di squadra. Lombardi Rosi, ancora Lombardi mentre Torner è là che attende. C'è Muglia, tenta di voltarsi dalla conclusione ma viene fermato da Dualde che parte, una conclusione che si impenna. Viareggio che deve fare attenzione a queste ripartenze rosso-blu. Fischia il pubblico viareggino. Ha fintato il tiro Lombardi, affonda Torner. Arrivano i ritardatari dei supporters rosso-blu che prendono posizione nella tribunetta lato mare qua del Pala Barzacchi, e ora sentite anche il tifo Forte Marmino perché prima non erano tutti, sono arrivati ora in leggero ritardo. Siamo a 11 minuti dalla conclusione del
primo tempo qua al Pala Barsacchi 0-0, questo derby di ritorno versiliese tra CGC e Forte dei Marmi. 1-1 all'andata al Palaforte. Time out del Centro Giovani Calciatori quando siamo, come detto, a 11 minuti dalla conclusione di questo primo tempo che ha regalato delle emozioni con delle conclusioni che hanno trovato i due portieri sempre molto attenti. Ci sono tifosi viareggini anche nella tribunetta lato Monti, cosa che non si vedeva nelle ultime partite. Li inquadriamo ora, poi chiaramente la tribuna centrale è piena con, come ho detto prima e l'abbiamo anche visto, con bandiere anche di carnevale. C'è un bel tifo, un bel ambiente, bello caldo questo Pala Barsacchi. Si riprende a giocare questa parte del primo tempo che ci porta alla conclusione della prima frazione, 11 minuti da giocare. 0-0 il punteggio tra CGC e Hockey Forte. Lombardi avanza, la conclusione ribattuta da Agnata, la ripartenza del Forte dei Marmi e ora l'ambiente lo sentite che si è davvero scaldato con l'arrivo dei restanti supporters Forte Marmini. Da una parte e dall'altra c'è il tifo che sentite in sottofondo sicuramente. Rosi in profondità per Muglia. Si cercano soluzioni da lontano. Lombardi al tiro ribattuto, è tornato Elia Cinquini in pista, attenzione, lui controlla la situazione, era Lopez che portava la pallina scaricata indietro per un compagno. Ballestero in possesso di pallina, Alex Raffaelli, ancora lui, avanza nel passare la pallina, compagno di squadra ora cerca di affondare Cinquini, di andare a contrastare Lopez che riesce comunque a mantenere il possesso di pallina. Giocatore del Forte dei Marmi, apre su Ballestero, eccolo, attenzione alle sue conclusioni perché è un giocatore che ha già realizzato diverse reti con la maglia rossoblu. Ora prova la girata Raffaelli con scarso esito, ne approfitta Cinquini, suo ex compagno di squadra, la battuta ribatte nella balaustra, il Forte dei Marmi recupera la pallina. Siamo a 9 minuti da giocare in questo primo tempo, 0-0 il punteggio. Ballestero Lopez, il numero 4, fa molto movimento di questa squadra rossoblu. Buon lavoro anche di Alex Raffaelli, gli viene incontro Dualde, ancora Lopez. Il Forte dei Marmi vedete che fraseggia, poi tira da lontano, Ballestero respinge Gomez, ne approfitta Muglia però che non è riuscita ad andare alla conclusione, però lavora ancora la pallina, la mantiene in suo possesso dietro la porta di Riccardo Ognata. A controllare su di lui anche Lopez, si era avvicinato per ricevere la pallina lì a Marosi, ma lui la scarica indietro a Cinquini, fuori di non molto, la sua conclusione potente da lontano. Riparte il Forte dalle retrovie con il numero 4 Lopez. Ballestero, Lopez ancora, può tirare, non lo fa, viene incontro Raffaelli, gli cede la pallina. Ora c'è il numero 5 Dualde che scambia con Lopez, sono dietro la porta di Pablo Gomez, attenzione, un alza e schiaccia ma non abbocca Lopez e non abbocca Gomez. C'è ora Cinquini, 7 minuti e 40 secondi da giocare nel primo tempo, 0-0 il punteggio. Samuele Muglia, gli fanno largo,
i compagni di squadra e Muglia riesce a venire davanti, era andato giù Rosi, si è subito rialzato, avanza Cinquini, ma erano scaduti 45 secondi e quindi l'arbitro interviene anche perché il Forte dei Marmi ha chiamato un time out. Roberto Crudeli dà delle indicazioni ai suoi giocatori, anche lui opera delle sostituzioni, ritorna in pista Liam Bozzetto con la maglia numero 18, c'è poi Giovannelli che vediamo, Tommaso Giovannelli con la maglia numero 78, poi c'è Lopez e Ballestero per il Forte dei Marmi con il portiere Ricky Gnata. Centro giovani con Rosi, Cinquini, Torner ed è ritornato Ambrosio in pista e Pablo Gomez in porta. Ambrosio che ha preso un po' di fiato e quindi è tornato a dare chiaramente il suo preziosissimo apporto alla squadra bianconera. È il punteggio che non si sblocca qua al Pala Barsacchi. Giovannelli, uno dei giovani della squadra e della società rossoblu, che è stato inserito nella rosa della prima squadra con un progetto chiaramente di costruzione. Fermato bene Lopez da Rosi, che però poi si deve fermare perché ha trovato di fronte a sé maglie rosso-blu. Ambrosio dietro la porta di Gnata. Rosi per Ambrosio che tira sul portiere. Bello lo scambio 1-2 Rosi-Ambrosio. Torner, Cinquini, Torner poteva provare il tiro ma non ha trovato il varco. Vedete che si chiude molto bene il Forte dei Marmi di fronte al proprio portiere Riccardo Gnata, che poi è una saracinesca come tutti ormai sappiamo, non a caso miglior portiere italiano. Torner, la conclusione al lato, prova Ambrosio da posizione impossibile, un pallonetto angolato, però esce intanto Lopez e ritorna in pista Alex Raffaelli. Anche Roberto Crudeli fa respirare i propri giocatori, una partita con buoni ritmi, va detto. 5 minuti e 48 secondi da giocare in questa prima frazione di gioco, dove il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Raffaelli avanti per Giovannelli, Bozzetto che non è potuto andare alla conclusione, prova al volo Giovannelli, la pallina si alza, tanto esce Rosi e ritorna in pista il capitano Romeo Danna. Torner, Ambrosio, Cinquini, Danna è andato nell'angolino a cercare di recuperare la pallina, che però la prende il Forte. Bozzetto costretto a dare indietro a Raffaelli, che potrebbe anche tirare da lontano, non lo fa. Tanto fa dei movimenti con le mani crudeli nei confronti di qualche suo giocatore, perché non è soddisfatto di quello che fa.
Tanto si sente anche l'incitamento dei supporters di Forte dei Marmi. Dietro la tribunetta lato mare dove in porta c'è Pablo Gomez. Conclusione debole da parte di Bozzetto, tanto va giù Danna, per l'arbitro fronte è tutto regolare. Ambrosio, Danna, sarà incrociato con Torner. Ambrosio alza la pallina, ora Ambrosio viene fermato dai difensori rossoblù. 3 minuti da giocare e 26 secondi di questo primo tempo. Torner scambia con Ambrosio di prima per Danna, che però trova Giovannelli, e c'è invece Raffaelli che trova Gomez, e c'è Torner che non riesce a battere il suo ex portiere Gnata. Occasionissima per il centro a 2 minuti e 50 secondi dalla conclusione del primo tempo. Ci prova Raffaelli da lontano, la pallina esce, Ambrosio non trova Cinquini, c'è Raffaelli, Carameglio, Bozzetto, Ambrosio che riesce a conquistare una pallina, Torner, Cinquini, fuori, scuote il capo Cinquini e chiede scusa ai compagni di squadra, ma era una occasionissima per i ragazzi di Mirko De Gerone a 2 minuti e 20 dalla conclusione del primo tempo. Ballestero, lui è bravo nei tiri forti da fuori, tanto c'è Crudeli che dà ancora indicazioni ai suoi giocatori che sono fuori. La conclusione potente di Alex Raffaelli finisce addirittura nella rete di protezione del Palabarzacchi. 1 minuto e 58 secondi alla conclusione di questo primo tempo, che è 0-0 qua al Palabarzacchi tra Hockey Forte e CDC Viareggio. Dualde, attaccato bene da Torner, tiro di Ambrosio, la respinta di Gnata, Raffaelli che viene avanti, potrebbe anche tirare, non lo fa, poi indietro per Bozzetto che deve indietreggiare per andare a prendere la pallina, lo ha preso in controtempo, quindi ci sarà un ingaggio a 2 per il Viareggio in attacco. Torner, Cinquini, Ambrosio, guardiamo cosa inventa il giocatore viareggino in maglia bianconera. Torner potrebbe provare, però lo specchio della porta era chiuso e coperto da Gnata. In attacco il Forte in questi secondi finali del primo tempo, conquista una pallina Ambrosio e la dà a Torner. Da questi, attenzione a Elia Cinquini, e c'è il miracolo di Gnata. Ancora una volta Cinquini ha avuto una pallina d'oro per poter sbloccare il risultato. Pallina al bacio data dal compagno di squadra, tanto c'è Crudeli che invita all'attenzione i suoi giocatori. Cinquini, Torner, Ambrosio Torner,
ancora Ambrosio, siamo a 13 secondi, 12 ora dalla conclusione del primo tempo, 0-0 il punteggio. Potrebbe provare Tornera a tirare, la pallina si alza, siamo a 3 secondi dalla conclusione del primo tempo, 0-0 il risultato. Si riparte dall'angolo della porta rosso-blu, però ormai il primo tempo è finito. 0-0 qua al Parabarsacchi tra CGC e Hockey Forte. Grazie per il momento, linea alla regia e ci risentiamo per il secondo tempo. Grazie.
Amici all'ascolto, nuovamente ben collegati dal Pala Barzanchi di Viareggio, un saluto da Roy Lepore per questo secondo tempo di Centro Giovani Calciatori Hockey Forte, 0-0 il parziale a beneficio di coloro che si ponessero in ascolto con noi anche in questo istante. Due falli di squadra per il Forte dei Marmi, uno per il Centro Giovani Calciatori. Fuori del Pala Barzanchi è stato lanciato un fumogeno, c'è stato qualche attimo di tensione, ecco, la polizia sicuramente che ha controllato la situazione prima dell'inizio della partita e poi è ovvio che tutto è tornato alla normalità con i supporters rossoblù che sono arrivati, come avete sentito anche nel corso della telecronaca, una rappresentanza prima, poi qualcuno quando mancavano 11 minuti alla conclusione del primo tempo hanno preso posto nella tribunetta lato mare qua del Pala Barzanchi. Le squadre sono ritornate in pista per questo secondo tempo. Vediamo che il portiere Pablo Gomez deve ancora sistemarsi e prendere posizione. Pablo Gomez che è rientrato in porta dopo le 3 giornate di squalifica. È il centro con Romeo Danna pronto alla battuta. L'arbitro Fronte comanda la ripresa del gioco che dirige insieme all'arbitro Brambilla. Al tavolo del cronometrista ausiliare è Alessandro Capparelli di Viareggio. Ambrosio, uno dei diversi ex della contesa nelle file del Centro Giovani Calciatori insieme a Lombardi, Cinquini, Torner, con l'allenatore Mirko De Gerone e poi anche il preparatore atletico Ennio Belli. Numero 87, manovra per il Forte dei Marmi, Ballestero. Va alla conclusione Dualde, la pallina però si alza. Cinquini, Danna, Torner, tiro ribattuto. Si avventa Cinquini prima di Ballestero. Ora c'è una bella palla neutralizzata da Gomez ora su doppia conclusione del numero 5 Dualde. Quindi due occasionissime per il Forte dei Marmi. Danna, Cinquini, Torner deve girare verso Ambrosio che mette in mezzo una pallina forte, Ignata la respinge, Forte dei Marmi che ritorna in avanti con il tiro potente di Lopez ma centrale e c'è Gomez ancora una volta che dice di no. Gli applausi nei suoi confronti anche dell'allenatore Mirko De Gerone. Lopez, giocatori giovani, tanto Torner soffia una pallina all'avversario però contrastato dal dietro da parte di un giocatore rosso-blu, scaraventa la pallina alta. Si sentono i supporters rossoblù che incitano la loro formazione dalla parte opposta, la risposta del CGC. Aspettiamo che il portiere Gomez finisca di sistemarsi la visiera per riprendere il gioco.
da parte dell'arbitro Filippo Fronte di Novara. Torner, Cinquini Ambrosio, dietro la porta di Gnata. Non è semplice scardinare le rispettive difese da una parte e dall'altra. Torner, ecco perché con i due portieri davvero bravi, Gnata e Lopez, la differenza la può fare una giocata o un episodio. Ambrosio, Torner, pallina un po' troppo in profondità, però è riuscito Federico a prendere la pallina. Eric Torner, ancora Ambrosio, i due ex davvero importanti. Ora c'è questa deviazione al volo di Romeo Danna che commette anche fallo sull'avversario. Due sono i falli di squadra per CDC e Forte dei Marmi. Bella la girata comunque del capitano bianconero. Dualde, Ballestero, fallo di Ambrosio su Lopez. 3-2 i falli ora per il CDC sul Forte. La velocità dei rossoblù può creare in certi frangenti difficoltà al centro giovane. Dualde va giù, tutto regolare. Ambrosio ha ricevuto da Cinquini. Torner cerca di trovare uno spazio, lo trova scaricando dietro a Cinquini. Pallina che si era impennata, riparte veloce il Forte dei Marmi con Bozzetto che poi dà indietro a Ballestero. Dualde, Bozzetto con una finta cerca di superare Ambrosio, però non ci riesce. Tanto si scalda Alex Raffaelli dietro la panchina rossoblù. Riconquista pallina il CDC con Cinquini. Torner non è riuscito a dare ad Ambrosio. Se ne sono andati 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, ancora 0-0 il punteggio. Intanto Torner dice qualcosa ai compagni di squadra di probabilmente andare più in profondità verso Gnata, che ancora una volta ci mette la racchetta e nega il vantaggio o quantomeno la deviazione al giocatore viareggino. Bozzetto e Lopez, Ballestero, Torner, Cinquini, due finte, conclusione fuori da parte di Elia, attaccato da Ballestero. Cinquini lotta, perde la pallina, poi c'è Ambrosio che spinge il giocatore del Forte dei Marmi, Lopez, che protesta nei confronti dell'arbitro perché voleva qualcosa di più di un semplice fischio di punizione come fallo di squadra numero 4 per il centro giovane. Anche Roberto Crudeli, allenatore del Forte dei Marmi, aveva accennato una protesta.
Ne approfittano, vedete, le due squadre per riorganizzare un po' le idee. (18 minuti da giocare in questo secondo tempo). 0-0 il punteggio tra il Centro Giovani Calciatori e il Forte dei Marmi. La ripresa del gioco con Ballestero che tocca indietro a Lopez. Ballestero, Bozzetto, tiro debole, esce Danna, vedete, con grande velocità. Capitano che tenta la volée, davvero un bel gioco quello del capitano bianconero, con Gnata bravissimo ancora una volta nell'opporsi al giocatore viareggino. Manovra la squadra ospite, Lopez, Dualde, ancora Dualde, Lopez ha tentato un passaggio, ne è venuto un tiro. Gomez attento, Lombardi, Rosi pronto a tornare dentro alla mischia anche Samuele Muglia. Tanto Mirko De Gelone vede che qualcosa non va da parte dei suoi, perché parla con gli altri giocatori della panchina, mimato anche lui dei movimenti. Rosi, Torner, partita che non è semplice chiaramente né per l'una né per l'altra squadra. Ci prova Rosi, ora c'è Danna che provava ad ingannare il portiere Gnata ma senza riuscirci. Ora subisce fallo Rosi di mestiere, perché porta sul 4 falli anche il Forte dei Marmi. Si è opposto davanti all'avversario e inevitabilmente lo ha spinto. Lombardi dietro la porta a Torner, ancora Lombardi con delle finte voleva far arrivare la pallina a Torner. Ora riparte Bozzetto in profondità a cercare Dualde, che però deve venire indietro. Ballestero, apertura laterale per Lopez, Dualde, attenzione per il Bozzetto, due finte per tentare di battere verso la porta, c'è riuscito con un alzo e schiaccia, pallina però che è andata fuori. Ballestero, 16 minuti da giocare prima della fine, intanto Muglia è entrato, conquista una pallina, la dà a Torner che prova la respinta, contrattacco da parte dei giocatori del Forte dei Marmi che sono già venuti in avanti. Ballestero potrebbe tirare, lo fa, la pallina si alza, tanto è pronto a entrare in pista nuovamente. Intanto bello il numero di Samuele Muglia, la respinta di Gnata a 16 minuti dalla conclusione. Tanto dice De Gelone di fare movimento. Quinto fallo per il Centro Giovani Calciatori, esce Torner ed entra Cinquini, tanto vuole ritmo l'allenatore del Centro Giovani Calciatori per contrastare quello del
Forte dei Marmi, che hanno impostato la partita proprio su questo, per creare dei problemi alla squadra del CGC. Raffaelli nuovamente tornato in pista. Lopez. Ancora un intervento del direttore di gara. Tanto viene ammonito Roberto Crudeli. Ma dove? Ma quando? Che te lo dico a te? No, ma è successo. Muglia, tanto era stato ammonito Roberto Crudeli. Muglia dietro la porta di Gnata, però deve tirare il centro perché stanno per scadere i 45 secondi. Prova Lombardi, arriva al tiro, però c'è Gnata che si stende, chiaramente il portierone del Forte dei Marmi. Va giù Rosi, Fronte dice che va bene. Rosi che si è rialzato, Ballestero su di lui. 14 secondi, 14 minuti, scusate, 54 secondi al termine della partita. Lombardi per Muglia, i due non si sono trovati e quindi la pallina è in possesso nuovamente del Forte dei Marmi con Lopez. Prova il tiro da lontano con la mira sbagliata. Parte Lombardi in profondità per Muglia, sbagliata, ha dato il passaggio per il compagno. Forte dei Marmi comunque, vedete, intanto scivola Lopez. Raffaelli, c'era Muglia che lo contrastava da indietro a Dualde. Lopez, Raffaelli, Ballestero, c'è Lopez, Muglia, attenzione perché il tiro lo fa ma viene ribattuto, però il Forte dei Marmi con Dualde ancora e indietro con Ballestero riconquistano nuovamente il possesso della pallina. Dualde, il tiro e la respinta con i piedi di Gomez. Muglia mette in mezzo per Lombardi, occasionissima gol per il Centro Giovani Calciatori. Super Richignata ancora una volta in questa occasione, un'azione tutta in velocità da parte del Centro Giovani Calciatori, che ha sfiorato con Lombardi la rete. Lombardi prova da lontano Cinquini, sulla ribattuta avanza il Forte. Ballestero, potente il suo tiro ma sbagliato come mira. Muglia da quelle accelerate, Samuele, il bomber bianconero, che insieme a Lombardi hanno costruito davvero un'azione pericolosa. E ora sono 6 falle di squadra per il Forte dei Marmi, 5 per quelli del Centro Giovane. Attenzione a Lombardi, pallina che intanto va giù Muglia insieme con il numero 5 Dualde. I due si erano cinturati, c'era stato un corpo a corpo, sono rialzati sotto lo sguardo di Simone Brambilla di Agrate,
arbitro che coadiuva Filippo Fronte di Novara, l'arbitro ausiliare Alessandro Capparelli di Viareggio. Cinquini per Muglia, si gira, ribattuto il suo tiro. 0-0 ancora qua al Pala Barzanchi in questo derby che all'andata terminò 1-1 al Palaforte. 11 minuti e 29 secondi da giocare ancora. Non aggancia Lombardi, preso in controtempo da Rosi. Tanto c'è Crudeli che passeggia su e giù davanti alla sua panchina, allarga le braccia. Alex Raffaelli, Ballestero, Bozzetto, tanto c'è un corpo a corpo tra Cinquini e Dualde. Fischia Fronte, c'è il time out chiesto dalla panchina del Forte dei Marmi con Roberto Crudeli, che impreca nei confronti dei suoi giocatori perché qualcosa vede che non funziona, anche se il Forte dei Marmi fino a questo momento sta tenendo botta, va detto, al Centro Giovani Calciatori. Partita che non si è sbloccata fino a questo momento anche per la bravura dei due portieri e a volte in alcuni casi anche per l'imprecisione dei giocatori nelle loro conclusioni. Fatto sta che il punteggio inevitabilmente è quello senza gol. Il centro è subito tornato nelle proprie posizioni. Forte dei Marmi che termina di ascoltare ciò che Roberto Crudeli, l'allenatore, ha detto ai giocatori. Tutto è pronto per la ripresa del gioco a 10 minuti e 40 secondi dalla conclusione della gara. 7 falli di squadra per il Forte dei Marmi, 5 per il CDC. Torner. Non è facile, vedete, poter entrare dentro la maglia rosso-blu della difesa. Rosi Cinquini. Prova un numero Ambrosio, fa il 1 al compagno per il passaggio smarcante, però è andata al lato la sua conclusione. Raffaelli, ex nelle file del Forte. Ora è lui che sbaglia, imita Ambrosio. Torner, tiro fuori. La ribattuta è di Liam Rosi. Ancora Torner. Ambrosio. Non è riuscito il bomber viareggino ad andare alle conclusioni in questa gara, anche perché murato dai Forte Marmini che si chiudono bene davanti a Richignata. Dualde, anzi no, è Bozzetto. È dietro la porta di Gomez. Raffaelli sbaglia il passaggio da Ambrosio e c'è il gol di Federico Ambrosio all'8:58 del secondo tempo. Ambrosio non sbaglia, erroraccio di Raffaelli. Lo rivediamo il gol, l'errore, eccolo, molto freddo il bomber del Centro Giovani Calciatori che ha battuto
il suo ex compagno di squadra. Intanto vediamo una burlamacca, bandiera del Carnevale di Viareggio. Come detto, domani prenderà il via il Carnevale, la prima delle 6 sfilate del corso mascherato, e questa è la maschera di Burlamacco, maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio, che come detto domani al via, mentre noi siamo qua a raccontarvi in diretta questa partita al rione Vecchia Viareggio, rione storico della città. C'è il rione che prende il via, e poi alle 18 c'è stato il grande concerto di Rita Pavone al Teatro Eden. Con i suoi 80 anni ha tenuto botta con uno spettacolo davvero tutto da seguire. Ora è chiaro che qua l'ambiente si è scaldato con questo gol di Federico Ambrosio, ex grande di turno, che non si è fatto pregare, ha ricevuto l'assist vincente di Alex Raffaelli, davvero sfortunato, pensava di avere al suo fianco un compagno di squadra, gli ha dato la pallina. Federico Ambrosio è arrivato a tu per tu del portiere Riccardo Ognata, ex suo compagno e amico di squadra del Forte dei Marmi, e lo ha battuto proprio come sa fare lui, in modo freddo. Intanto Liam Bozzetto riceve delle istruzioni da parte dell'allenatore Roberto Crudeli, che ora legittimamente, intanto c'è anche una ammonizione per la panchina del Centro Giovani Calciatori, forse per Mirko De Gelone. C'è la partita che è sentita chiaramente in entrambe le panchine per gli ex che ci sono in pista e anche fuori. De Gelone è uno di questi, insieme al preparatore atletico Ennio Belli. Viareggio che ora con Torner mantiene il possesso della pallina, ha sbloccato il risultato con Ambrosio per l'1-0 a favore del CDC. Come ho detto, fino a questo momento un episodio poteva essere quello determinante, come lo sono stati nella gara di andata per i 2 gol da una parte e dall'altra che hanno firmato l'1-1 del derby di andata al Palaforte. Intanto sentite ora il pubblico viareggino con tutte le bandiere bianco-nere, con tutte le sciarpe e gli striscioni che si fanno sentire, ma anche dalla parte opposta i supporters arrivati qua a da Forte dei Marmi a Viareggio, 100 come hanno preso i biglietti in prevendita, portano il loro legittimo tifo nei confronti della loro squadra, che fino a questo momento si era comportata e si sta comportando bene qua al Pala Barzanchi. L'episodio è stato quello che per ora decide la partita. Ancora Ambrosio a tu per tu di Gnata che si distende, bravo Ricky ancora una volta. Come detto, l'episodio che sta decidendo questo derby, il gol di Federico Ambrosio, frutto di un errore. È umano sbagliare, d'altra parte lo ha fatto questo errore Alex Raffaelli, gli siamo nel cuore perché chiaramente è un giocatore generoso, un bravo giocatore che ha dato molto anche alla maglia bianconera del Centro Giovani, e ora sta dando il suo prezioso apporto a Forte dei Marmi. Ora sbaglia Lombardi e mette in moto i Forte Marmini che avanzano. Vedete che la squadra di Roberto Crudeli è viva, non ha accusato il colpo. Torner di prepotenza si porta via dalla difesa una pallina, la dà Liam Rosi in chiave orizzontale, Ballestero, c'è dietro la porta di Richignata Lombardi, uno degli ex della partita, indietro 6 minuti intanto da giocare prima della fine di questo derby di ritorno al Pala Barzanchi tra CDC 1 Forte dei Marmi 0. Lombardi, Liam Rosi per Torner, fuori Ambrosio a prendersi la sua doverosa boccata di ossigeno, pronto a ritornare in pista il capitano Romeo Danna. La conclusione da lontana di Torner,
va Elia Cinquini che subisce una spinta dal dietro da parte di Bozzetto e siamo quindi comunque però l'arbitro dà un ingaggio a 2 per il Forte dei Marmi. Sono ripartiti i rossoblu con il numero 18 Liam Bozzetto, gli viene incontro il compagno di squadra Dualde, poi Ballestero, non si è visto molto il bomber della squadra Forte Marmini nelle conclusioni, come d'altra parte non si erano visti quelli del centro giovani calciatori, perché come detto le due difese sono molto attente. Pallina che viene mandata in una zona della pista dove c'erano solo giocatori del Forte dei Marmi e quindi la conquistano. Viene in avanti la squadra rosso-blu con Bozzetto, sono dietro la porta difesa da Pablo Gomez, tentano un 1-2, viene in avanti il centro con Torner, attenzione uno degli ex, Torner che raddoppia ed è il 2-0 da parte del Forte dei Marmi con Eric Torner. Hanno fatto gol i due grandi ex della partita. Al 4:46 lo rivediamo con questo replay, vedete che gol ha fatto anche Eric Torner, due magie di Ambrosio e di Eric Torner, 2-0, siamo qua a 4 minuti e 40 secondi dalla conclusione di questo derby qua al Palabarsacchi, dove chiaramente i giocatori più di classe, i giocatori che hanno regalato nel passato soddisfazioni e trofei al Forte dei Marmi, ora stanno facendo la differenza qua al Palabarsacchi in questo derby sicuramente affascinante, elettrizzante, un derby che ha visto venire fuori l'aspetto tecnico superiore del centro giovani calciatori, dove i due giocatori di classe immensa che rispondono ai nomi di Federico Ambrosio ed Eric Torner stanno facendo in questo momento la differenza di questo derby, mandando in delirio il Palabarsacchi. Qua sono tutti in piedi, sentite questo tifo che c'è, perché chiaramente è un 2-0 che è arrivato quando mancano 3 minuti e 45 secondi dalla conclusione di questa partita, che è molto pesante, anche se chiaramente nell'hockey su pista nulla è mai dato per scontato, perché fino all'ultimo secondo si possono avere capovolgimenti di fronte. Intanto chiede Richignata di andare verso la sua panchina per pulirsi la visiera. Siamo a 3 minuti e 25 secondi e intanto vedete inquadrata la torsida bianconera con le bandiere, con i tamburi, con le mani che vengono battute dai supporters viareggini per un tifo sicuramente caldo. È tornato il pubblico delle grandi occasioni e chiaramente era logico aspettarsi così. Anche da Forte dei Marmi sono arrivati in 100, un derby sicuramente sentito, un derby giocato molto bene da tutte e due le squadre, un derby che ha trovato nella classe e nella tecnica vincente di Ambrosio e Torner i due giocatori che stanno facendo la differenza nel punteggio di questo 2-0 che aveva visto la squadra del Forte dei Marmi tenere testa ai bianconeri e poi nel finale il gol di Ambrosio scaturito dall'errore di Alex Raffaelli ha aperto il là alle danze. Ora avanza la squadra di Roberto Crudeli che continua a dare istruzioni ai suoi, lottano con grande cuore i Forte Marmini che vanno applauditi per come hanno intrapreso e impostato la partita, ma ovviamente dalla parte opposta si sono trovati un centro giovani calciatori che è riuscito ad attendere, ad avere pazienza e andare in gol nel momento cruciale della partita. Siamo a 2 minuti
e 36 secondi dalla conclusione della gara. Il punteggio è Centro Giovani Calciatori 2, Forte dei Marmi 0. I gol all'8,58 di Federico Ambrosio, al 4,40 di Eric Torner. Due grandi ex della partita che stanno decidendo questo derby che all'andata era terminato 1-1 al Palaforte. Da Ambrosio verso il capitano Romeo Danna, attaccato dal dietro, riesce a dare la pallina ad Ambrosio, la tocca per Rosi, ancora in avanti per Ambrosio da parte di Danna. Intanto esce Danna, stremato, rientra in pista Torner. Grandi cambiamenti in pista all'arco della gara, sia da una parte che dall'altra, ma anche qui la differenza l'ha fatta la panchina del Viareggio, dove chiaramente la rosa è composta da giocatori più esperti. Intanto cercano fino in fondo, fino a che non arriva la sirena, il gol, come è logico che sia, la squadra di Roberto Crudeli. Siamo a 1 minuto e 38 secondi dalla conclusione della gara. Ambrosio cerca di difendere Azinoe, Elia Cinquini la difende alla grande la pallina, la dà indietro ad Ambrosio, Eric Torner, eccolo. Eric è un giocatore immenso, questo con la sua classe. Il gioco della squadra del Viareggio passa tutto da lui. Ancora lì, lo vedete, a ricevere la pallina, la dà in avanti dove c'è Ambrosio, più defilato anche Rosi. Intanto il Forte dei Marmi riconquista la sfera, esce il portiere Richignata ed entra Raffaelli. 5 giocatori di movimento per il Forte dei Marmi per cercare fino in fondo di poter trovare almeno un gol che le riapre la partita. Siamo ormai con tutti i tifosi del Centro Giovani Calciatori in piedi ad attendere che si arrivi proprio all'ultimo secondo. 29-28 alla conclusione, 27, il Centro riconquista la pallina con Elia Cinquini, cercava di mandarla in avanti in una porta sguarnita, quella del Forte dei Marmi. Ci prova la squadra di Crudeli a tirare per cercare quantomeno il gol della bandiera, che non trova. Ancora loro in possesso della pallina, siamo a 9 secondi dalla gara che sta per concludersi. 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1 secondo alla conclusione. È finito questo derby qua al Palabarsacchi. Lo ha vinto il Centro Giovani Calciatori con il punteggio di 2-0, con le reti dei due grandi ex. Federico Ambrosio all'8,58, al 4,40 Eric Torner. Se il Centro è stato bravo, il Forte dei Marmi lo è stato, nonostante questo 2-0 che ha subito dalla squadra più esperta, con questi due campioni che hanno realizzato i gol, che hanno regalato al tifo bianconero, davvero encomiabile per tutta la partita. Ha incitato la propria squadra fino a questo momento, e diciamo che ora ci sono gli scambi e da parte dei giocatori gli abbracci in pista. La partita è stata corretta. Intanto c'è qualche movimento nella parte dei tifosi del Forte dei Marmi che volevano probabilmente uscire, ma ci sono coloro che stanno facendo il servizio d'ordine. Intanto vediamo anche delle immagini che vi stanno arrivando e poi ritorniamo in pista con i giocatori del Centro Giovani Calciatori, che ora andranno a ricevere il saluto da parte del proprio pubblico qui al Palabarsacchi. All'andata era terminato 1-1 il derby. La squadra del Forte dei Marmi va a salutare i propri supporters che sono arrivati qui al Palabarsacchi in 100 con i biglietti venduti in prevendita. Hanno sorretto la loro squadra, lo hanno fatto bene, perché la squadra si è meritato il loro sostegno, il loro calore, per il modo in cui c'è l'abbraccio tra Roberto Crudeli e Mirko De Gelone. Anche questo è, diciamo, un bel gesto, con Mirko De Gelone che va a salutare tutto l'entourage della panchina
del Forte dei Marmi, con la quale ha avuto sicuramente delle annate importanti e felici. Walter Luisi, il team manager, direttore generale della squadra rossoblù, esce anche lui, si abbraccia con Renzo Pardini. Ormai sono di vecchia data dirigenti storici delle due formazioni. Il Centro Giovani Calciatori è lì di fronte ai propri tifosi che sono in delirio per questo derby vinto 2-0 con le reti di Ambrosio e di Tornel. E quindi noi con queste immagini vi ringraziamo per la cortese attenzione, vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento alle prossime occasioni qua dal Pala Barsacchi. Da Roy Lepore è tutto, linea alla regia. Andate a farvi le sedine, coglioni!